Vestito così sembra che io sono uscito a ruba. Io che vedevo di. Cioè, veramente, ogni cazzo di video ormai sta diventando la fotocopia di quello precedente. Com'è così cioè, la gestione Giulini proprio in generale è così, ma veramente, che cosa dovrei dire? Questa partita, Cagliari-Pisa, è stata l'apoteosi delle prese per il culo. L'apoteosi della presa per il culo nei nostri confronti. È allucinante. È veramente allucinante. Non si può, è inammissibile. È inammissibile. Cioè, io non mi voglio manco permette di provare a parlare di tattica, ok? Perché sicuramente io non capisco un cazzo di calcio, però posso avere una mia idea. Però penso che ormai sia anche proprio impraticabile poter parlare di tattica nell'ambiente Cagliari. Però come cazzo è possibile che già dopo 30 secondi tu stai per regalare tra l'altro a Tramoni, non a uno qualsiasi, a Tramoni la palla per poter fare subito l'1-0? Com'è possibile che dopo 30 secondi tu rischi già di stare in svantaggio? In casa tua, davanti ai tuoi tifosi, che nonostante le figure di merda che stanno ricevendo da voi, sono andati allo stadio, tu rischi di fare queste cazzate? Allucinante, è veramente allucinante, come è allucinante il regalo fatto dal Tare sull'1-0. E su Altare voglio aprire una piccola parentesi, perché ci tengo a farlo. Ho sentito molti dire che se il Cagliari sta subendo questo è colpa di Altare. Niente di più sbagliato, ok? Sono sicuro che Altare, come molti di quelli che giocano nel Cagliari, da agosto a questa parte abbiano fatto tantissimi errori, tantissimi, innumerevoli. Ma dare tutta la colpa a loro non è ammissibile. Non è tutta colpa di Altare, come non è tutta colpa di Liverani, come non è tutta colpa di Lapadula, come non è tutta colpa di nessuno. Di nessuno. Però rimane il fatto che l'errore di Altare è un errore che manco a scuola calcio. Manco a scuola calcio. Cioè, nelle partite di calcetto, bisognerà ben definire la dinamica dell'errore, perché bisognerà vedere se effettivamente è colpa sua o meno, ok? Nel senso, se qualcuno non gli ha chiamato l'uomo, l'errore non può essere di Altare, ok? Però, l'errore che è capitato non lo si vede fare nemmeno in seconda categoria. Nemmeno. Nemmeno in seconda categoria. Cioè, com'è possibile che una squadra che l'anno scorso stava in Serie A e quest'anno sta in Serie B arrivi al punto di giocare senza nemmeno chiamare l'uomo? E se è stato chiamato, com'è possibile che una squadra possa ancora giocare con dei retropassaggi così? O giocare anche semplicemente con i retropassaggi? È veramente imbarazzante. Poi, perché io dico che questa partita è stata l'apoteosi della presa per il culo? Perché io non ci credo che tu, per qualche miracolo divino, riesci ad agguantare il pareggio. Perché per qualche miracolo divino tu ci riesci. E poi provi a vincerla per 5 minuti. 10, voglio essere generoso. Per 10 minuti tu ci provi. Effettivamente ci provi. Finiti quei 10 minuti, via. Corriamo ai ripari. Beh, l'1-1 va bene l'1-1. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè io ogni volta dico vabbè, ormai abbiamo toccato il baratro, io più di questo non mi posso incazzare, peggio di questo non possono fare. Oh, ogni volta riescono a farmi ricredere. Ogni cazzo di volta. Cioè, ma stai sull'1-1 contro il Pisa. C'hai la possibilità di vincere, ci provi per 10 minuti. Io
Boh. Cioè, veramente non c'ho parole. Non c'ho veramente parole. Che poi, mo vado a memoria, quindi può essere che mi sbaglio. Il tentativo più clamoroso è stato quello di Mancosu da 40 metri. Boh, io non... Poi sul finire, io l'ho sempre scridato, ma qua devo dargliene atto. Se siamo riusciti ad agguantare il pareggio è stato un merito di quella parata fenomenale di Radunovic sul tiro di, non mi ricordo che il giocatore del Pisa. Sissé può essere che si chiama, una cosa simile. Cioè, ha fatto un tiro fenomenale quello del Pisa. Ma la parata di Radunovic è stata altrettanto fenomenale quanto altrettanto importante. Rischiavi di perderla quella partita, perché tu non ci hai creduto e tu non hai voluto vincerla. Io non c'ho parole. Adesso ci sarà la sosta. Tra l'altro io ho letto le parole di Riverani veramente sconcertanti, sconcertanti. E credo ancora di più che non sia Riverani a dirle, ma il presidente, perché è palese, è palesissimo. E voi che volete mandare via Liverani e pensate che cambiando l'allenatore la situazione cambierà, sappiate che vi sbagliate. Mi ci giochi i coglioni. Vi sbagliate. Perché tanto, se Giolini cambierà allenatore, ne andrà a prendere un altro che leccherà la merda direttamente dal culo di Giolini. Magari adesso Liverani aspetta che stia nel cesso, scusate la volgarità, ma devo essere crudo. Magari adesso Liverani aspetta che sta perlomeno nel cesso la merda. Il prossimo allenatore gliela dovrà leccare direttamente dal culo. Perché questi sono i tipi di allenatori che vuole Giulini. Non vuole gente che ragiona. Lui ha bisogno di yes men. Perché non è l'allenatore o il direttore sportivo che fa la squadra. È lui. Lui è il factotum del Cagliari. Quindi anche le critiche a Liverani dopo un po' diventano stantie, diventano inutili. Qua c'è bisogno di una rivoluzione. Di una rivoluzione. Ma fin quando la gente andrà allo stadio, fin quando ci saranno abbonamenti e fin quando non ci sarà una contestazione seria, concreta, nulla cambierà. Nulla. Quindi aspettiamoci il peggio. Aspettiamoci il peggio. Però io ve lo dico una cosa, ve lo dico da amante del Cagliari, da una persona che ama veramente il Cagliari, ok? Preferisco retrocedere in Serie C e cambiare presidente piuttosto che rimanere o in Serie A o in Serie B con Giulini al comando. Ve lo dico sinceramente. Detto questo, aspetto di leggere i vostri commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video, anzi, ci vediamo domani, per chi volesse, ore 9, 9 e un quarto, su questo canale, in live, per parlare di quello che si può parlare di questo Cagliari. Bella.